la conceda diventa une figure per me come miedi, per me come persone, un punto di riferimento in moments non solo di sofferenza mia personale, ma anche di sofferenze di chi che stanno doghi di me, chi pensi e pazienza. Io con chi avevi di Science e io e me pari, disin così, gli levi a dare una mano a me pari che faceva la manutenzione dal comune di Meret, come dalle slus, così, devi lì una mano, disin, in senso per stare insieme, ecco, non era, in pratica lavorava lui, con un schiale particolare, che era, disin, si chiamava scala aerea. E disin così, quando all'estate, il momento disin, di parcheggiare queste stiale in un garage, noi stavamo aspettando che passassi una macchina per poter attraversare le strade. Queste macchine, disin così, non avevano le stiale e quindi hai là dentro la stiale e io e me pare che erano sempre sulle strade aspettando che attraversassi, non si è colpito e non si è buttato al fossaldo chiudoi, praticamente. Ecco. Quindi io ho chiappato un packet dalla questes e dopodiché in tune gambe mi si è perdevi sangue. Invece lui ha avuto rotto il femore e a packets di tutte le sbande. In quel momento lì, fortunatamente, è passato un me così, aveva avuto l'incidente così e mi ha portato velocemente al pronto soccorso perché appunto stavi perdendo sangue. Di lì in poi, sono stato quasi 20 giorni in coma, cioè non tabagliavi, non sentivi niente, nessuno non diceva niente. Mia madre, giustamente, che era a casa, e avevo così, ha cercato di fare una vocazione, insomma, a Concetta, perché Concetta era mia. E gli ha detto a Concetta, aiutami, avviò di chi mi fece, di salvarlo, fa salvo, insomma, ha cercato di votarsi a lei per poter avere questo aiuto, così, a Concetta Bertoli. E così, sa me che dopo ben plan che io sono guarito, anche me pare alle guarito di queste spacche scalveve, insomma, e sempre in base a questi riferimenti che me mari era sempre votate a Concetta Bertoli. Insomma, ho veduto questo incidente e ho veduto che insomma, era me barbe lì, che aveva lui che stiale dal comune. E allora mi sono fermato e ho veduto che era insomma che allora mi spesseata, butta su il frutto e portarlo su all'ospedale. Che a volte non era il telefono, cioè, veniva al centralino, ma non era un telefono nessuno. Me ne sono all'ospedale, che è venuto su anche somari, me anni e via. E quando si arriva lì, mi dice la dite, si sta sfortunato, se è un miracolo, perché si arrivava neanche 5 minuti dopo, al moriva di sanguato. E me barbe, che era lui, anche lui, te la fa dall'incidente, lui ha sempre avuto il balin di Concetta che lo ha aiutato. Sì, mi ricordo benissimo che insomma è stato così, insomma i miei hanno detto che era un miracolo perché tutto il frutto aveva di chance. Se arrivavi un lam dopo l'era di sanguato, infatti alla fatto che aveva il nome della gambe che ha sbragato più che altri, però alla fatto come che dici bindis, via, io penso, non sapevo di preciso che sono andato salito all'ospedale. Ho richieste di biografie de España, dagli Stati Uniti anche, che mi maraviglia, che fanno dagli Stati Uniti in un seminario che domandava. E da Lussemburgo, i nostri emigranti hanno diffonduto le conoscenze di Concetta. E dunque, approssimativamente una di queste femmine veramente crocifisse, cioè 16 anni, malati,
il primo dolore l'ho avuto l'anta messa il dì di Natale, dal talon. E quindi è arrivato fino in inglese, soffrendo. Tutte le messe la situazione, però dopo, arrivato a casa, e ha cominciato a andare davanti al male.